La gestione dello spot di Lampedusa è poco chiara e per questo pendono indagini a Trapani, alla Procura di Bari e a quella di Agrigento, a cui si aggiunge adesso la Procura della Corte dei Conti di Palermo. Entro la fine del mese sarà il procuratore Pino Zingale a recarsi nella più grande delle Pelagie per rendersi conto di persona della situazione. Intanto sono già al vaglio degli inquirenti le documentazioni comprovanti gli affidamenti che nel tempo la struttura ha avuto per la sua gestione da parte di varie associazioni che hanno gestito una grande quantità di denaro occorrente per il funzionamento della struttura, che è diventata la porta di approdo di quanti fuggono dall'Africa e da altri paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Per la magistratura è possibile dunque che milioni di euro pervenuti per il funzionamento dell'hotspot non siano stati gestiti in maniera perfettamente trasparente. Intanto sul tema interviene il deputato regionale della DC Carmelo Pace, che afferma: l'hotspot di Lampedusa è un girone infernale, queste persone non possono stare qui, si deve trovare una soluzione. In struttura ci sono al momento 700 migranti, ma le condizioni sono disumane. Pace è anche vicepresidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana e afferma questo al termine della visita nella struttura, che ha consentito alla stessa commissione, presieduta da Giuseppe Laccoto, di riunirsi a Lampedusa proprio con la finalità di avere contezza di come vivessero all'interno del centro di prima accoglienza i migranti e di fare il punto sulla situazione del poliambulatorio, che serve, ricordiamo, un'utenza di circa 6.000 persone e che prossimamente dovrebbe essere dotato di TAC.